festeggiare al San Paolo. Lo meritiamo questo scudetto, lo meritiamo, dobbiamo festeggiare, tutta Napoli deve festeggiare, tutti insieme. Fateci sia in festeggiare al trasferta San che in Paolo. casa, tutti Basta. quanti, siamo tutti napoletani. Ragazzi, in Champions, no grazie mille, però ne approfitterei molto volentieri. Questa Champions vi preoccupa, questo incrocio col Milan adesso il Napoli ce la fa? Siamo nettamente superiori, non la diamo per scontata, dobbiamo dimostrare in campionato che siamo nettamente superiori. Al Maradona qualche giorno fa è stato soltanto un episodio, quindi passeremo sicuramente. Si supera. Buon rientro ragazzi, grazie mille. E quindi devo dire la verità, è più facile lavorare con Vittorio Bernardo dietro la telecamera, perché insomma Vittorio fa due lavori, uno quello di appunto inquadrare e far in modo che la televisione che Calcio Napoli 24 TV sia attiva, e l'altro è quello appunto di farmi segnalazioni e assist. Buonasera, che partita ha visto? Allora, visto che è un parolone tra bandiere, però è così che si devono vedere, o meglio vivere le partite, Okay. che arrivi questo messaggio. Perfetto, A buon intenditore poche parole. È molto chiaro, e le chiedo, Milan-Napoli ha un po' di preoccupazione in Champions dopo quanto accaduto? Sarebbe fuori luogo non averne. Ne ha cui- di più, diciamo, dopo quanto accaduto? No. Normale, come insomma al sorteggio. Abbiamo visto 8 mesi di Napoli stratosferico Certo. e due partite prima di queste partite di Napoli zoppicante e timoroso. Un pelo di preoccupazione c'è, è chiaro, però abbiamo visto un grandissimo Napoli. Io penso che ce la si giochi alla pari, questa è la differenza, alla pari, non il Napoli alla pari. C'era qualcuno che già vedeva il Napoli in finale di Champions, bisogna giocarla insomma. C'è la possibilità, ma bisogna giocarla. Esattamente, penso che dobbiamo restare con i piedi per terra e non dobbiamo farci prendere dall'entusiasmo, però dai, speriamo bene. Speriamo bene. Perfetto, buon rientro ragazzi e grazie mille.